Cavalli di 60 razze, carrozze, calessi, butteri, fantini, atleti e ovviamente abbigliamento, selle ed accessori per tutti i gusti. Fino a domenica 11 novembre di scena a Verona la 114esima edizione di Fiera Cavalli, la più importante esposizione mondiale del settore. 650 gli espositori da 25 paesi del mondo, l'occasione per fare il punto sull'ippica, un settore che in Italia vale oltre 6 miliardi e mezzo di euro l'anno, ma inevitabilmente risentito della crisi. Il mio pensiero va ai 50.000 operatori che abbiamo a livello nazionale, ai 340.000 cavalli, ma soprattutto al mio Veneto che ha 13.000 cavalli e con 3.500 aziende che debbono avere risposte. Molte delle aziende venete in questi giorni sono a Verona. I costi continuano a aumentare, i pochi aiuti che avevamo dallo Stato sono stati tolti, i costi aumentano e gli introiti sono uguali, per cui sempre il margine di guadagno è sempre minore. Una kermesse di gare, mostre, show, eventi, 180 le iniziative in calendario fino a domenica. Razza è? Sono prigionieri olandesi. E vengono bardati a festa? Noi li utilizziamo in diverse occasioni e in questa giornata proponiamo il nero tango argentino. A Verona sono attesi oltre 100.000 appassionati e curiosi in questi giorni. Da dove arriva? In provincia di Verbania, a Domodossola. Grande la passione per il cavallo. Sicuramente ne abbiamo anche a casa, di conseguenza tutti gli anni siamo qua.